Adesso che sono in paradiso ci devono aiutare, perché noi abbiamo bisogno di loro per ricostruire il tutto. Fine, non ho altro da dire. Sono le 11:40 quando i familiari, scortati dalla polizia, arrivano all'obitorio dell'ospedale di San Donà. 2 ore prima erano nella sede della stradale dove hanno potuto recuperare gli oggetti personali dei loro cari. Genitori, cugini, cognati, le 6 famiglie distrutte dal dolore si ricompongono prima di entrare nella camera mortuaria. Hanno tutti gli sguardi persi nel vuoto, colmi di tristezza e sconforto. La rabbia è sopita solo dal dolore. Li aspetta il terribile compito del riconoscimento delle salme. Ad attenderli gli psicologi. Per ogni famiglia è previsto un colloquio, poi l'incontro per l'ultima volta con il proprio congiunto. È straziante, solo questo posso dire. Le ore passano, la commozione è palpabile, qualche parente si sente male, viene subito assistito dal personale medico. Intanto nel piazzale qualcuno si abbraccia, si accarezza e si conforta con l'amico che condivide la stessa tragedia. Una volta formalizzato il riconoscimento, le salme potranno essere trasportate a Riccione già a partire da lunedì. Oggi o nei prossimi giorni, in ogni caso, oggi e domani saranno qua per la ricomposizione e per la vestizione, poi ci faranno sapere con calma. Ovviamente non vogliamo mettere alcuna fretta in questi momenti, se avranno piacere di riportarli nella città di residenza subito o se preferiranno lasciarli qua fino in attesa dei funerali. Il funerale unico verrà celebrato a Riccione, la data è ancora da decidere. Faremo un funerale a Riccione, ma non so dove.